Terza corsa dall'Arcoveggio, il premio Circuito Trotting Pony Master 2022. Sono 4 anni al via, una corsa di minima per 8 soggetti, seguita Cesara dei Colli, che in chiusura va a pari quota con Outlander, il favorito dell'apertura di Alessandro Gocciadoro. 1 Citrossodina Oil, Melossani, 2 Cesara dei Colli, Antonio Greppi, 3 Chantal Rich, Fabrizio Ciulla, 4 Cantera, Sandro Miraglia, 5 Outlander, Alessandro Gocciadoro, 6 Cartagena Pax, Salvatore Valentino. In seconda fila 7 Caolila Sì, Marco Stefani, 8 Cazzaniga Light, Manuel Pistone. L'allenamento è completato, si ritrae dal 6 Cartagena Pax. E si parte con problemi per Cantera, ripreso al volo anche Outlander, cerca di andare davanti 4, Cantera, Cesara dei Colli squalificato. contenendo Chantal Rich. Si abborda la prima curva con Cesara che mantiene la figura all'interno di Chantal, la quale parcheggia avanti a Citrossodina Oil. Di fuori allo scoperto subito Outlander, i primi 200 in 15:1. E sulla dritta opposta alle tribune lo schema di gara è già ben definito, con Cesara dei Colli che è riuscita a rimanere davanti nei confronti di Chantal Rich e Outlander che inizia la sua progressione esterna. Il primo quarto se ne va in 34. In terza posizione Lunghi Birilli e Citrossodina Oil a precedere Caolila Sì. Quindi ancora Cazzaniga Light, mentre dalle retrovie cerca di andare a fare la seconda pariglia Cartagena Pax. Si completano così i 600 di gara in 46. Al passaggio davanti alle tribune Cesara dei Colli è affiancata da Outlander, e due che iniziano a dar vita al match che ci si aspetta sulla carta 1-1 per il mezzo miglio iniziale. Cesara dei Colli davanti, Chantal Rich alla corda in seconda posizione, di fuori sempre Outlander, poi Cartagena Pax. Il chilometro della testa passato in 1:16,4, peggiora sensibilmente di camminata Outlander, ci vuole un miracolo per tenerlo in camminata, il miracolo non arriva. Numero e allora 5, Cesara dei Colli è comodo al Outlander comando nei confronti di Chantal Rich che sbaglia a sua volta, passa Numero così seconda Cartagena Pax che cerca di scendere alla corda, c'è ancora però Numero lì 3, Chantal Rich, si muove anche Cazzaniga Light prevenuto da Caolila Sì. Lungo l'arco della curva finale in netta evidenza Cesara dei Colli nei confronti di Cartagena Pax, poi Caolila Sì e quindi Cazzaniga Light, la retta con Cesara in vantaggio in fuga da Cartagena Pax, poi Citrossodina Oil che si ringamba di dentro, Cesara in vantaggio, un po' stanca nel finale, prova ad arrivare Cartagena sul palo, Cesara dei Colli probabilmente si salva ancora da Cartagena Pax. Poi di dentro Citrossodina Oil, 2 trail totale, 1:16,6, ragguaglio cronometrico, Cesare dei Colli e Antonio Greppi che si sono difesi allo steccato dopo il percorso di testa e vengono ancora a vincere nei confronti di Cartagena Pax che è seconda, mentre per il terzo Citrossodina Oil ancora ragione di Cazzaniga Light. Il successo quindi di Cesare dei Colli, Antonio Greppi per il training di Michela Racca, i colori del signor Claudio Bagni.